Siamo in compagnia di Antonello Pellegrini, ex giocatore dell'Orani e attuale allenatore degli allievi della Nuorese. Che impressione dopo questa partita, mister? Beh, diciamo che siamo venuti qui consci delle nostre possibilità. Abbiamo iniziato io alle ragazze da una settimana, quindi non potevo certo pretendere grosse cose. Hanno fatto il loro dovere, siamo riusciti a andare in vantaggio e abbiamo tenuto la gara sino appunto quando c'è stato il ritorno dell'Orani, comunque una squadra ben organizzata, con dei giocatori che mi hanno impressionato positivamente. Siamo andati un attimino in barca, abbiamo preso 3 gol uno dietro l'altro. Poi abbiamo avuto un ritorno nel secondo tempo dove l'Orani giustamente ha controllato, noi siamo riusciti a fare anche un'altra rete, a portarci sul 4-2, però chiaro che l'Orani si vedeva che ha una preparazione sicuramente molto più avanzata e giocatori già di categoria già abbastanza formati, quindi per me io sto lavorando per avere risultati in futuro, visto che certo, in prospettiva. Esatto. Ecco, dopo il terremoto estivo a Nuoro non è facile lavorare, insomma, con i giovani, tanti sono andati via, quindi anche per voi che avete la necessità di servire serbatoio alla prima squadra di Gianni Coccone risulta molto difficile. Per noi in particolar modo, perché quest'anno dopo tutto quello che sapete che è successo, ci si è dovuti riorganizzare, quindi c'è stato dei problemi con l'altra società che collaborava, la Puriforti, e quindi la Nuorese ha dovuto diciamo, arrancare, cercare i giocatori da una parte e dall'altra, e ci troviamo tuttora in fase di allestimento di squadra. Io tenete conto che ho 13 ragazzi, e quindi le problematiche sono svariate. Comunque cerchiamo di ripartire per far bene, per riportare la Nuorese al livello che comunque merita, anche a livello al settore giovanile, che ritengo sia importantissimo per una società. E tu che sei stato per tanti anni giocatore nelle squadre nuoresi e adesso appunto sei un tecnico, che impressione hai sulla situazione attuale nella provincia di Nuoro? Secondo te si lavora bene a livello giovanile oppure sono poche le società che magari investono sui giovani e portano avanti politiche serie? Ma io penso che sì, la problematica, diciamo che secondo me sono poche le società che investono, che hanno capito che comunque il settore giovanile è base, secondo me è basilare per una società avere un settore giovanile organizzato, e quindi non tutte hanno percepito questa cosa. Dico che per quanto riguarda il livello, secondo me i ragazzi c'è meno, almeno io parlo per come è stato il ragazzo io, i ragazzi hanno bisogno di stimoli, sono un po' sforviati da tutto ciò che c'è intorno. Il calcio è diventata, mentre per noi era importante giocare a calcio, per loro giustamente è diventata una delle tante alternative. Certo. E quindi difficile riuscire a forgiare e a portare su ragazzi che poi possano esplodere, anche se comunque le potenzialità ci sono, manca soltanto l'impegno e la voglia di arrivare. Forse bisogna puntare a fare meno campioni, più ragazzi, più giovani educati sì, e io penso che le difficoltà maggiori degli allenatori, parlo in prima persona, è riuscire a forgiare il ragazzo, cioè riuscire a dare un'educazione al ragazzo calcistica, perché comunque sono di per sé l'ambiente esterno può influire negativamente. Esatto, perfettamente. Quindi. Certo. Noi ti ringraziamo, in bocca al lupo per il lavoro che stai facendo con i giovani della Nuorese, e speriamo che insomma, i colori verde e azzurri anche a Nuoro tornino a essere protagonisti nell'immediato futuro. Grazie. Grazie Antonio.